Un organo a canne per me è un'opera d'arte. È un'opera d'arte completa, diciamo che è una macchina incredibile che comprende al suo interno ingegneria, architettura, arte, musica. Sono Michela Ruffatti, lavoro in questa azienda di famiglia, la Fratelli Ruffatti di Padova. Diciamo che questa azienda si occupa principalmente di due elementi particolari, specifici, la costruzione di organi a canne nuovi e l'importante restauro di organi storici. Uno degli organi più importanti in assoluto costruiti dalla nostra azienda è l'organo a 5 manuali per la Crystal Cathedral in California, che ora è diventata Christ Cathedral, è diventata una cattedrale cattolica che conta più di 16.000 canne. L'azienda si occupa di restauro di organi antichi da moltissimi anni e opera un restauro di tipo filologico. Per esempio viene battuto a mano il ferro sull'incudine, viene fuso il metallo nelle percentuali di stagno e piombo corretto per reintegrare le canne che sono state rovinate nel tempo. Costruire un organo ci si mettono 1 anno, 2 anni, 2 anni e mezzo, dipende ovviamente dalla dimensione. L'emozione che si prova quando quest'organo suona finalmente e suona ad un concerto è indescrivibile perché, ed è così per ognuno di loro, perché sono un po' come tutti dei figli.